è tutto di proprietà della città. Poi hanno fatto confusione tra fondazioni, concessioni e quant'altro, ma la proprietà è tutta della città, ce la riprendiamo tutta e di fronte alla città pubblicamente dichiariamo che siamo interessati a fondazioni culturali, ai musei civici, alla Biennale, al divertimento, alla possibilità che a Forte Marghera ci sia questa grande partecipazione, diciamo, corale e di diversi anche gusti. Forte Marghera diventerà un fondamentale polo attrattore di tutta la terraferma veneziana nell'idea del sindaco Luigi Brugnaro, pronto a riprendere in mano le concessioni per modificare radicalmente l'offerta all'interno dell'antico bastione austro-ungarico. Qui uno può passare da via Torino col ponte, può andare a Forte Marghera, da lì può continuare attraverso una pista ciclabile che apriremo lì in mezzo a quello che vedete adesso che è un erbaio, insomma. Arriviamo fino al ponte strallato, si passa di là a San Giuliano. C'è poi l'idea di pedonalizzare una delle corsie di via Forte Marghera, quella che costeggia il Canal Salso, inizialmente in via sperimentale, alla domenica o durante periodi di festa per ospitare eventi specifici. Mettendo all'inizio delle transenne, poi vedremo se avremo ulteriori risorse, però insomma fare in modo che in quell'asta possa succedere di tutto, cioè possa esserci anche il carnevale, ci possa fare una serie di manifestazioni di alto livello per Mestre, per arrivare fino appunto all'area di Piazza Barche.